Sapete, Moulay Ismail, il sultano marocchino, ebbe 900 figli dalle sue concubine. Ben 900 figli. Gengis Khan riuscì persino a superare questo record. Pensate che un uomo su 200 in tutto il pianeta ha una discendenza diretta da quel figlio di puttana. Davvero? Sì. E cosa vorrebbe dire? Vuol dire che molti uomini di potere, JFK, ma anche Roosevelt, Clinton, hanno fatto lo stesso. Devo dire che io non ero un gran donnaiolo quando ero sindaco, ma posso comprenderti. Senza offesa, Deborah. Ok, adesso basta. Mi dite che ci faccio qui? Non ti fai sentire da più di un anno? E ora vuoi coinvolgermi in questo disastro? Non ti ho invitato io. Rain, visto che hai una certa esperienza quando si tratta di scandali, perché non dai a Colin qualche consiglio? Sai cosa devi dire? Fanculo. Fanculo al partito, fanculo al governo e fanculo agli elettori. Finita l'emergenza petrolio, ti perdoneranno. Devi solo combattere come un uomo. Ho forse detto una cosa divertente? Come un uomo. C'è una catastrofe in corso qui. La gente sta soffrendo e non posso uscire di casa. Questa storia mi ha costretto ad abbandonarli. La cosa più importante non è il lavoro, ma è... Certo che no, non lo è mai stato per te. Sono stato il sindaco migliore della città. E poi hai perso ripetutamente. Perché sei qui? Perché sei qui? Colin, capisco quanto tu sia stressato, però adesso devi cominciare a pensare a te stesso e al nostro futuro. Colin, guardami. Guardami! Non lascerai la tua carica.